Buonasera e benvenuti al TG Sicilia, le principali notizie di questa edizione. È una persona nota alle forze dell'ordine, il trentenne fermato per il tentato omicidio di ieri davanti ai cancelli del cimitero De Rotoli a Palermo. Il desiderio di vendetta, il possibile movente. Lasciata 8 giorni su una barella, donna muore all'ospedale Ingrassia di Palermo. La denuncia della figlia della vittima. Intanto l'assessorato regionale alla salute dispone l'invio degli ispettori. Criminalità in crescita a Palermo, spaccate e rapine si moltiplicano anche nel centro storico, sempre meno sicuro. L'amministrazione corre ai ripari. L'ondata di gelo sferza l'isola proprio sotto Natale. La Protezione Civile emette un avviso di allerta gialla fino alle 24 di domani. Tanti disagi e i danni provocati dal forte vento, ma anche da pioggia e grandine. Insolita letterina a Babbo Natale da San Giovanni Galermo, periferia di Catania. Mittente il piccolo Salvatore, chiede strade pulite e senza buche. E poi il calcio, il Catania rifila un poker al Sorrento e chiude in bellezza il 2024. Il presidente Pelligra garantisce rinforzi a gennaio. È una persona già nota alle forze dell'ordine, il trentenne fermato per il tentato omicidio di ieri davanti ai cancelli del cimitero De Rotoli a Palermo. L'uomo è accusato di tentato omicidio aggravato dalla premeditazione. Maglio viola. Si chiama Francesco Lupo ed ha 30 anni, l'uomo che è stato fermato per il tentato omicidio avvenuto ieri davanti ai cancelli del cimitero di Santa Maria dei Rotoli a Palermo. Sarebbe stato lui a sparare 6 colpi contro l'operaio della Reset Antonino Fragale, 43 anni, raggiunto al torace e all'addome. Lupo adesso è accusato di tentato omicidio in concorso aggravato dalla premeditazione e di porto abusivo d'arma clandestina. Rilevante il fatto che l'accusa sia pronunciata in concorso. Gli inquirenti infatti cercano altre 2 persone. Gli investigatori sono arrivati al giovane dello Zen attraverso le immagini dei sistemi di videosorveglianza che avrebbero ripreso prima l'aggressione e poi il ferimento. In base alla ricostruzione sul luogo sono arrivati in 3 a bordo di un'autovettura, prima è scattato il pestaggio, poi i colpi di pistola. Lupo è figlio di Antonino e fratello di Giacomo Lupo, uccisi fra i palazzi dello Zen nel marzo del 2019, 5 anni fa. Pare che il movente possa essere in qualche modo legato proprio al delitto di 5 anni fa e tutta la vicenda deriverebbe da una questione di debiti non pagati. Ma la ricostruzione è ancora nebulosa e le indagini su questo punto sono in corso. Il ferito Fragale è ancora ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale Villa Sofia dopo un delicatissimo intervento chirurgico. La prognosi è riservata, è stato in sala operatoria per più di 5 ore. Lasciata per 8 giorni su una barella, donna muore all'ospedale Ingrassia di Palermo. La denuncia della figlia, una vicenda vergognosa, mi hanno rubato mia madre. L'assessorata alla salute manderà già nelle prossime ore gli ispettori all'ospedale palermitano. Marco Gullà. Servizio. Andiamo avanti, andiamo avanti. Siamo sempre a Palermo, crescono gli episodi di criminalità. Pubblicità, andiamo in pubblicità, ripristiniamo qualche problema tecnico. Buonasera e benvenuti al TG Sicilia. Partiamo con la cronaca. È una persona già nota alle forze dell'ordine, il trentenne fermato per il tentato omicidio di ieri davanti ai cancelli del cimitero De Rotoli a Palermo. L'uomo è accusato di tentato omicidio aggravato dalla premeditazione. Maglio viola.
Si chiama Francesco Lupo ed ha 30 anni, l'uomo che è stato fermato per il tentato omicidio avvenuto ieri davanti ai cancelli del cimitero di Santa Maria dei Rotoli a Palermo. Sarebbe stato lui a sparare 6 colpi contro l'operaio della Reset Antonino Fragale, 43 anni, raggiunto al torace e all'addome. Lupo adesso è accusato di tentato omicidio in concorso aggravato dalla premeditazione e di porto abusivo d'arma clandestina. Rilevante il fatto che l'accusa sia pronunciata in concorso. Gli inquirenti infatti cercano altre 2 persone. Gli investigatori sono arrivati al giovane dello Zen attraverso le immagini dei sistemi di videosorveglianza che avrebbero ripreso prima l'aggressione e poi il ferimento. In base alla ricostruzione sul luogo sono arrivati in 3 a bordo di un'autovettura, prima è scattato il pestaggio, poi colpi di pistola. Lupo è figlio di Antonino e fratello di Giacomo Lupo, uccisi fra i palazzi dello Zen nel marzo del 2019, 5 anni fa. Pare che il movente possa essere in qualche modo legato proprio al delitto di 5 anni fa e tutta la vicenda deriverebbe da una questione di debiti non pagati. Ma la ricostruzione è ancora nebulosa e le indagini su questo punto sono in corso. Il ferito Fragale è ancora ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale Villa Sofia dopo un delicatissimo intervento chirurgico. La prognosi è riservata, è stato in sala operatoria per più di 5 ore. Lasciata per 8 giorni su una barella, donna muore all'ospedale Ingrassia di Palermo. La denuncia della figlia, una vicenda vergognosa, mi hanno rubato mia madre. L'assessorata alla salute manderà già nelle prossime ore gli ispettori all'ospedale palermitano. Marco Gullà. Lacrime di rabbia e di dolore. Lei è Romina, figlia di Maria Ruggia, la donna 76enne lasciata per 8 giorni su una barella al pronto soccorso dell'ospedale Ingrassia di Palermo e deceduta dopo aver contratto un'infezione. Il caso è finito in procura con la figlia che denuncia appunto che la madre sarebbe stata lasciata per 8 giorni su una barella. La figlia della paziente deceduta spiega che nel corso del ricovero non sono state considerate le condizioni cliniche della donna che soffriva di diverse patologie. Sono stata con lei, è stata per tutta la notte in barella degli ambulanzieri, dopo è stata portata in un'altra barella perché non c'erano barelle, dopo è stata messa in un'altra barella dove è stata qui per 8 giorni. Mi dicevano che aspettavano di portarla in reparto perché soltanto in reparto potevano fare le terapie dovute. Un sopralluogo urgente all'ospedale Ingrassia di Palermo sarà effettuato già nelle prossime ore dagli ispettori incaricati dell'assessorato regionale alla salute. L'obiettivo dell'attività di verifica avviata dal Dipartimento per le attività sanitarie è quello di identificare le condizioni nelle quali si è verificato il decesso di una paziente di 76 anni, rilevando eventuali responsabilità. Io sono stata chiamata alle 10 del mattino del 19 dicendomi se io fossi al corrente del modo in cui è arrivata mia madre in reparto, che mia madre era in fin di vita. Io pensavo di aver capito male sinceramente perché non mi aspettavo una cosa del genere e mi hanno proprio specificato che mia madre stava perdendo la vita perché si era contratta un'infezione. Tutto il giorno ho provato a chiamare al numero che mi avevano detto di chiamare qualora ci fosse un dubbio, qualora io volessi delle informazioni e non mi hanno mai risposto. Le accuse verso l'ospedale palermitano. Secondo me mia madre si è contratta un'infezione proprio al pronto soccorso, che mia madre è stato un peggioramento, anzi prima c'era stato un miglioramento e poi subito un peggioramento, aveva anche difficoltà pure respiratoria, mia madre non è entrata per questo motivo. E un bimbo di 10 mesi è stato operato d'urgenza nel pomeriggio dai neurochirurghi dell'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta per un vasto ematoma alla testa causato da una caduta dalla culla. Dopo l'intervento è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale dei bambini di Palermo. Le sue condizioni sono gravi. E gli episodi di criminalità a Palermo si moltiplicano, spaccate e rapine rendono in particolare il centro storico tutt'altro che sicuro. L'amministrazione corre ai ripari. Luca Ciliberti. Il cartello sulla vetrina vale più di decine di dichiarazioni di circostanza. È una presa d'atto da parte di chi vive il centro storico che Palermo ha ormai un problema di sicurezza endemico. Il cartello è al tempo stesso una richiesta d'aiuto forte a tutti i soggetti interessati all'incolumità della collettività. Come amministrazione comunale siamo rimasti molto colpiti dal messaggio del commerciante che indica prima di andare in ferie che la propria cassa è vuota per evitare spaccate. Abbiamo un tema di sicurezza percepito in città che stiamo affrontando come amministrazione comunale, stiamo potenziando anche gli investimenti sul sistema di videosorveglianza e telecontrollo collegato con la centrale della nostra polizia municipale. Nell'ultimo periodo c'è stata una vera e propria escalation di episodi di criminalità in città. Abbiamo in più di un'occasione
sottolineato al Comitato per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza quanto importante sia il coordinamento delle attività a prevenzione dei fenomeni criminali. Non stiamo con le mani in mano e vogliamo stare a fianco alla nostra città. Non solo la Rinascente tra le vittime illustri, ma vengono presi di mira soprattutto bar, agenzie di cambio, piccole attività commerciali che spesso per i rapinatori producono bottini esigui, ma ingenti danni economici ai titolari, costretti non solo a riparare le vetrine e le saracinesche spaccate, ma anche a montare servizi di antifurto e videosorveglianza particolarmente costosi per evitare ulteriori brutte sorprese. A testimonianza che per i residenti e i commercianti di Palermo il Natale sarà tutt'altro che sereno. L'ondata di gelo sferza l'isola proprio sotto Natale. La Protezione Civile emette un'allerta gialla fino alle 24 di domani. Tanti i disagi e i danni provocati dal forte vento, pioggia e grandinate. Lorena Dolci. Vedete, qua tutto è pronto per essere aperto. A piano battaglia sulle Madonie da domani aprono gli impianti. Questa è Petralia avvolta in una bufera di neve. Nicolosi, guardate come nevica, bellissimo! Gioiscono gli amanti della neve tra i tornanti di Nicolosi ai piedi dell'Etna, mentre anche Troina nell'Ennese si risveglia sotto un'abbondante nevicata. L'ondata di gelo che sferza la Sicilia sotto Natale imbianca le cime più alte dell'isola, sopra i 500-800 metri, ma anche il livello del mare si battono i denti. Vento, freddo, grandine e pioggia colpiscono diverse aree dell'isola da occidente a oriente. Sono numerosi i danni e disagi, mentre è già in vigore l'allerta gialla della Protezione Civile che durerà fino alle 24 di domani, con l'eccezione delle province di Siracusa e Ragusa. Non si esclude che i prossimi giorni, proprio quelli rossi sul calendario, siano all'insegna di instabilità e temporali. Preoccupano soprattutto i forti venti. Oltre 50 gli interventi dei vigili del fuoco a Palermo, tra alberi caduti, allagamenti e crolli. In Viale Regione Siciliana si sono registrati diversi allagamenti. In via Lanza di Scalea 3 pini sono finiti sulle carreggiate, così come in via Crispi davanti al porto, uno è finito su un'auto. Il maltempo colpisce anche la provincia di Messina, vento fortissimo in città, mentre lungo il litorale si registrano forti mareggiate. Quello che stiamo vivendo è il transito di un fronte freddo sul nord dell'isola, con una massa di aria artica proveniente dalla Scandinavia, che dovrebbe attenuarsi un poco nel giorno di Natale, ma sempre nel segno dell'instabilità. Proprio il tempo a cui è abituato quel signore vestito di rosso, già in viaggio con la sua slitta per lasciare i regali sotto l'albero. E a proposito di Babbo Natale, in viaggio per distribuire i regali, un'insolita letterina è arrivata da San Giovanni Galermo, periferia di Catania. Mittente il piccolo Salvatore. Tonino De Mano. I sogni sono desideri, ma non per tutti. Sarà un Natale di luci, addobbi e festoni. Mentre il centro storico di Catania si illumina e si colora, a San Giovanni Galermo prevale soltanto il grigio. Dalla periferia dimenticata è partita la letterina a Babbo Natale di Salvatore, che a differenza di molti coetanei non ha chiesto giochi, palloni o maglie della squadra del cuore. Caro Babbo Natale, grazie che fai ai bambini tanti regali, ma quest'anno avrei delle richieste molto importanti. Vorrei che tu sistemassi le strade, illumineresti il quarto municipio e togliessi la spazzatura dalle strade che sono completamente distrutte. Grazie per questi doni che ci farai. Babbo Natale è già in viaggio per soddisfare tutte le richieste, ma ha preferito procedere a piedi, troppe le buche a San Giovanni Galermo. Non ha scritto letterine, ma interrogazioni e mozioni il consigliere della quarta municipalità, Giuseppe Ragusa. È da 7 anni che noi chiediamo all'amministrazione centrale di asfaltare questo tratto di strada. Come vedete è completamente disastata. Purtroppo la periferia rimane sempre periferia, anche nel periodo natalizio non sono state messe le luminarie ed è un peccato. Un po' di bitume sarebbe gradito, quantomeno renderebbe felici automobilisti e scooteristi. Per tutti, buon Natale, anche da San Giovanni Galermo. Natale per tutti. Paola Tricomi, la ricercatrice universitaria di Catania che si batte per i diritti delle persone disabili, lancia una sfida che organizza cenoni riservi posti gratuiti per chi ha una disabilità. Giusy Lazzara. La sua vita è una testimonianza di coraggio e determinazione.
Paola Tricomi è una catanese ricercatrice alla Facoltà degli Stranieri di Siena. Scrive libri, non si è mai arresa neanche a quella sedia che la inchioda e le impedisce ogni movimento. Si batte da anni per affermare il diritto delle persone disabili in qualsiasi giorno dell'anno, anche per le feste di Natale e Capodanno. Chiedere ai ristoratori e a quante persone organizzano cenoni di Capodanno e di Natale di dare la possibilità, un numero, insomma di considerare un numero di posti gratuiti per le persone con disabilità. Sarebbe un gesto carino per ricordarci che apparteniamo tutti alla famiglia degli esseri umani e abbattere un po' alcune barriere. Anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, le ha conferito l'onorificenza al merito della Repubblica Italiana, ma le ricorda però che non ci sono solo barriere architettoniche da superare, forse le più difficili da affrontare sono altrove. La nostra incapacità come società ad accogliere le persone con disabilità come persone, né straordinarie né persone tristi, ma semplicemente come persone. Quindi le barriere sono primariamente culturali e per abbatterle serve tanta informazione e conoscenza. Una sfida per buone pratiche che darebbe un segnale concreto e fare un passo in avanti nell'inclusione di tutti. Traffico in tilt a Catania nei giorni di Natale. L'amministrazione comunale apre in anticipo, solo in parte, il parcheggio Sanzio. Disponibili 120 stalli gratuiti per le auto. Giusy Lazzara. Il traffico, le file interminabili, soprattutto sotto Natale a Catania, e il caos rende invivibile la città per i pedoni che rischiano di essere arrotati. Oggi viene aperto solo in parte il mega parcheggio scambiatore in viale Raffaello Sanzio, 120 stalli gratuiti che l'amministrazione comunale, nel tentativo di alleviare il traffico, ha reso fruibile in anticipo rispetto all'intera area che verrà inaugurata fino a gennaio. AMTS che naturalmente avrà qui anche la possibilità non solo di gestire tutto il parcheggio, ma naturalmente anche di utilizzare l'area come parcheggio scambiatore e quindi come capolinea degli autobus che avranno la possibilità anche di avere una stazione di ricarica, come la possibilità anche per le auto elettriche e le bici elettriche che avranno degli stalli dedicati proprio a loro. L'ingresso all'area di sosta, si legge in una nota del comune, però è consentito solo da via Imperia, attraverso un varco che permette anche ai pedoni di raggiungere gli stalli. In questi giorni il parcheggio verrà presidiato da operatori dell'azienda municipalizzata dei trasporti e l'area sarà monitorata dalle telecamere di videosorveglianza. Resi noti i primi artisti presenti il 31 dicembre sul palco di Piazza Duomo a Catania per la diretta Mediaset di Capodanno in musica, condotto da Federica Panicucci con Fabio Rovazzi. Il concerto, che festeggia l'arrivo del nuovo anno, prenderà il via al termine del discorso del Presidente della Repubblica. Tra gli artisti Paola e Chiara, Orietta Berti, Umberto Tozzi, Baby K e molti altri. Si esibiranno anche tutti i talenti della Scuola di Amici e poi la partecipazione speciale di Gigi D'Alessio. E adesso il calcio, il Catania vince 4-0 col Sorrento e chiude nel migliore dei modi il 2024. Tripletta di Inglese e gol di Stoppa. A gennaio comincia il mercato, Pelligra garantisce rinforzi. Marco Carli. 4 gol come 4 doni per feste più serene in casa Catania in una stagione difficile che apre il girone di ritorno e chiude il 2024 nel migliore dei modi. Per avere ragione del Sorrento devono trascorrere 70 minuti, poi il Catania diventa travolgente soprattutto con Inglese, scommessa vinta, 10 gol in campionato per uno dei cannonieri della categoria. Il primo tempo vive sull'emozione applaudita di Butano, 16enne portiere, e su poco altro, infatti alla fine sono fischi. Non abbiamo fatto benissimo, ma abbiamo fatto meglio del Sorrento, perché 2 occasioni le abbiamo create con Stop e con Inglese. Siamo rimasti in partita senza perdere le distanze, senza perdere la voglia e i duelli. Questa è la cosa importante. Poi abbiamo trovato le soluzioni giuste, gli spazi giusti. I cambi sono fruttuosi, Menez torna in mediana e il Catania gioca, rischia con Todisco che prende la traversa, pareggia il conto dei legni con Stoppa e poi dilaga. Ci
difesa ancora inglese a fare la differenza con un colpo di testa che sblocca la partita e anche i rossazzurri. Stoppa ci mette qualità e con deviazione fa 2-0. Fantasia fa rima con Jimenez, capace di servire un pallone d'oro a inglese per il terzo gol. L'attaccante scappa poi indisturbato dopo il 90° per l'ultima rete. Poker al Massimino, dove prima del Sorrento i rossazzurri avevano segnato solo 7 gol. Ora diventa determinante il mercato. Ora il mercato poi rapido e noi facciamo i campi che c'è bisogno per fare la squadra più forte, ma stiamo giocando per fare questo. Portiamo la squadra avanti e andiamo più forte. Ogni giorno c'ha le sue difficoltà, però noi stiamo andando avanti per vincere e diventare più forte e più cariche. E per questa edizione di TG Sicilia è tutto, grazie per averci seguito e buona serata.